Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Per preparare questo incontro sono andata a rileggermi la biografia di padre Kolbe, che noi ricordiamo ovviamente in primis per il gesto eroico che ha fatto sacrificando la propria vita per sostituirsi a un padre di famiglia che sarebbe stato condannato a morte. Ed è emersa una figura incredibile di un padre che faceva un apostolato militante, che ha girato il mondo, che ha, come dire, compreso in un'epoca in cui non era facile comprendere il potere della comunicazione e di come questa potesse, come dire, essere utile all'apostolato. E quindi sono molto contenta che oggi ricordiamo questa figura. Ringrazio Artemide, ringrazio Gianni De Luigi, il regista, per averci proposto, per proporci questo pezzo teatrale, così come ringrazio Lele Piovene, Chiarastella Seravalle, Fra Francesco Daniel e Daniele Spero, che interverranno ad illustrarci questa figura. Ci sono persone che parlano di amore e di solidarietà e ci sono persone che le testimoniano anche a prezzo della vita. Al delinquente comune che faceva il capoblocco dell'infermeria dei detenuti, che fu quello che fece l'iniezione di acido fenico a padre Kolbe, lui disse: lei non ha capito nulla della vita. L'odio non serve a niente, solo l'amore crea. Ecco, solo l'amore crea è una frase che vorrei consegnarvi, perché in questo mondo in cui sembra che l'odio prevalga e che prevalga la forza, dobbiamo sempre ricordare che è solo l'amore che crea qualcosa. Grazie. Lascio la parola alla Presidente del Club per l'UNESCO. Buona visione. Sarò velocissima, buonasera a tutti. In questa giornata della memoria io sono lieta di rappresentare il Club per l'UNESCO, un club che è impegnato nella promozione dei valori di pace, dialogo interculturale e memoria storica che l'UNESCO ci affida. Questa iniziativa testimonia quanto sia preziosa la collaborazione tra associazioni. Solo unendo le forze possiamo creare momenti di vera condivisione e costruire una comunità più consapevole e solidale. Ringrazio Ateneo Veneto, Artemide e il Comune di Venezia per aver reso possibile questo importante momento di riflessione collettiva. Grazie. Mi ha preso in contropiede, mai avrei immaginato che tutto fosse così breve e perfetto, così ho più tempo. Allora, prima di tutto partirei da questi affreschi che di solito pochi guardano, mentre io ogni volta rimango con lo sguardo verso l'alto, in particolare verso il fondo, dove questo Palma il Giovane presenta questo purgatorio con corpi molto presenti. Direi che la scuola di Tintoretto c'è, ma soprattutto c'è questo dramma che evidentemente nel 500 fino al 600 i corpi e il modo di comunicare la sofferenza e la passione sono così presenti che ogni volta che li guardo, anche questi colori, questo colore pastoso,
diventano una cornice, in particolare in questo momento che voglio ricordare Kolbe, perché è un personaggio che pare fosse molto severo e anche molto attivo. Dalla sua giovinezza partecipa alla guerra del 15-18 come soldato polacco, e poi invece nella seconda guerra mondiale lui inventa questa città dell'Immacolata, che poi fra Francesco e Daniele, spero, daranno con più chiarezza e circostanziando questa figura che non è per niente semplice, come ha detto giustamente la Presidente, cioè è un personaggio importante. Guardando appunto il soffitto e vedendo la Passione, ho pensato che mi pare che noi stiamo vedendo un tempo che non è servito a niente. Questo giorno della memoria, guardandoci intorno quotidianamente, forse non serve a niente. Questa è una domanda, ma a cosa è servito tutto questo tempo di sofferenza? Quando c'è stato un momento di rinascita, un tentativo di rinascita, oggi viene negato dal tempo. L'uomo come parola si è svuotato, è vuoto, mentre l'uomo, e lo sentirete anche nell'interpretazione che io ho voluto mantenere di Kolbe, è il centro, l'uomo e l'amore, l'Immacolata. E ancora ha perso il senso. Antonin Artaud, che è un grande uomo morto in manicomio, ma con una potenza teatrale unica, fa parte della storia del teatro, e c'è qui chi lo ricorda, diceva: questo corpo è un uomo. Pensate alle immagini che vediamo oggi, tutte le immagini dove il corpo viene negato perché una pallottola lo uccide e non ritorna più. Pensiamo al nostro corpo uomo, l'umano, l'umanità. Secondo me questa riflessione oggi è più che mai necessaria, e Kolbe, per questo ho pensato a Kolbe, ho pensato che lui cercava una parola ecumenica, difatti ha scritto, ha creato delle riviste, il Cavaliere dell'Immacolata, la Città dell'Immacolata, proprio perché credeva che la sua milizia dell'Immacolata, quindi in un certo senso riferito a un soldato dell'amore. Ecco, secondo me questo, tutto il corpo è anima, l'anima è corpo. Ripeto, guardate in alto, guardate dietro di me. L'anima è corpo, ci ha insegnato il Cristo. E questo per me è così importante che Kolbe dà il senso della morte e quindi dà la dignità dell'uomo di fronte alla morte, rinunciando lui alla vita, scambiando la sua vita con quella di un padre di famiglia. Per me questo è il centro di tutto, cioè oggi rinunciare alla propria vita per salvare quella dell'altro uomo che aveva chiesto pietà. Allora, credo che sia importante adesso ricordare vicino a Kolbe
puoi andare, una grande santa, sono due santi, un santo maschio e un santo femmina, Edith Stein. Edith Stein era una ebrea, adolescente atea, poi ha deciso di diventare cristiana ed ha preso i voti. Questa poesia la voglio dedicare a Kolbe, se ci sente. Ci sente. Ma voglio anche ricordare Edith Stein perché Kolbe, la città dell'Immacolata, l'ha creata a Terezin e ha salvato moltissimi ebrei. E quindi è un giusto, in realtà. Fa parte di quei pochi che hanno dedicato la propria vita alla salvezza degli altri, indipendentemente. Questa poesia devo ringraziare la mia amica Teresa di Pelestrina, che me l'ha regalata, e quando ho letto questa poesia ho pensato proprio che è un ottimo prologo per quello che poi diranno Padre Francesco, Daniele Spero. Grazie. Lasciami, Signore, seguire ciecamente i tuoi sentieri. Non voglio cercare di capire le tue vie. Sono figlia tua. Tu sei il padre della sapienza e sei anche mio padre e mi guidi nella notte. Portami fino a te. Signore, sia fatta la tua volontà. Sono pronta, anche se in questo mondo non appaghi nessuno dei miei desideri. Tu sei il Signore del tempo, il momento ti appartiene, il tuo eterno presente lo voglio fare mio. Realizza ciò che nella tua sapienza prevedi. Se mi chiami all'offerta nel silenzio, aiutami a rispondere. Fa che chiuda gli occhi su tutto ciò che sono, perché morta me stessa, non viva che per te. Pace e bene, buonasera a tutti, grazie dell'accoglienza, grazie all'Ateneo Veneto per questo momento, grazie soprattutto a Gianni per l'invito. Io sono qui soprattutto per amicizia, più per amicizia che per competenze mie, va bene? Lo capirete anche probabilmente. Capirete anche che la semplicità francescana non è solo un modo di dire, ma dopo diventa anche una realtà. Ecco, io vorrei condividere con voi queste mie parole, questa mia introduzione sull'esperienza vissuta da Fra Massimo, Massimiliano, mi piace chiamarlo così, Fra Massimiliano Kolbe. Ecco, vorrei condividere questi miei pensieri lungo due direttive, attraverso uno sguardo che va al passato e uno che così prova anche a orientarsi verso il futuro. Lo sguardo che si volge al passato va a 800 anni fa, giusti 800 anni fa, arriva fino al 1226, anno della morte di San Francesco, e soprattutto anche anno in cui lui conclude il suo cantico, il cantico di Frate Sole, le laudi al Signore, e la conclude questo cantico proprio con la strofa sulla morte. Si legge così in una biografia, nella cosiddetta compilazione di Assisi. Il beato Francesco, sebbene disfatto dalle malattie, con grande fervore di spirito e interiore ed esteriore letizia, lodò il Signore. E poi si rivolse al compagno: ebbene, se la morte è imminente, chiamatemi allora frate Angelo e frate Leone affinché mi cantino di sorella morte. Si presentarono i due davanti a lui e cantarono in lacrime il cantico di Frate Sole e delle altre creature del Signore,
composto dal santo stesso durante la sua infermità, a lode del Signore e a consolazione dell'anima sua e degli altri. In questo cantico, innanzi all'ultima strofa, egli inserì la strofa di Sorella Morte, questa: Laudato sie, mi Signore, per sora morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scampare. Guai a quelli che moriranno negli peccati mortali, beati quelli che troverà nelle tuoi santissime voluntate, che la morte seconda non li farà male. E lo stesso testo, la compilazione di Assisi, più avanti riprende i fatti relativi alla morte di Francesco e narra che a un certo punto frate Elia, pur pensando che il beato Francesco, in mezzo a così atroci sofferenze, facendosi cantare il cantico di Frate Sole, attingeva in questo modo coraggio e gaudio nel Signore, un giorno osservò: carissimo fratello, io sono assai consolato e edificato per tutta la letizia che provi e manifesti ai tuoi compagni in questa tua dura sofferenza e malattia. Gli abitanti di questa città ti venerano già come santo, in vita e in morte certamente, però siccome sono convinti che a causa di questa grande e incurabile infermità tra poco hai da morire, sentendo cantare queste laudi potrebbero pensare e dire fra sé: com'è possibile che uno vicino a morte dimostri tanta letizia? Farebbe meglio pensare alla morte. E poi allora Francesco risponde a frate Elia a questa osservazione e più avanti dice appunto: fratello, dice Francesco, lascia che io goda nel Signore e nelle sue laudi in mezzo ai miei dolori, perché con la grazia dello Spirito Santo sono così strettamente unito al mio Signore che per sua misericordia posso ben gioire nell'Altissimo. Mi sembra che sia significativo richiamare quello che è stata l'esperienza di Francesco di Assisi rispetto alla morte, perché credo che questo possa darci anche un contesto e forse anche un piccolo aiuto per capire almeno in parte anche quanto ha vissuto frate Massimiliano Kolbe, frate francescano. A frate Elia e ad altri che gli sono lì vicini, che sentono in un certo senso un disagio, se non addirittura uno scandalo, nel modo in cui Francesco si sta approcciando alla morte, ecco, Francesco agli occhi dei presenti, a detta di frate Elia, si avvicina a quell'evento in maniera un po' troppo scanzonata, un po' troppo, in maniera troppo abbaldanzosa e quindi anche forse superficiale. Sotto sotto frate Elia sembra quasi dire a Francesco: ma hai fatto un po' il personaggio tutta la vita, insomma, sei sempre stato così teatrale, ma non è che almeno avvicinandoti alla morte riesci a recuperare un po' di serietà, non è che riesci a recuperare un po' di compostezza, non pensi che la morte sia un fatto grave, impegnativo, che non sia un momento tragico e drammatico da vivere magari nel timore, se non nella soggezione o addirittura anche nel turbamento. E invece Francesco vive la morte come un incontro con qualcosa di caro e di prezioso, come care e preziose gli sono anche tutte le creature che Dio gli ha messo lungo la vita, come caro gli è il sole, la luna, le stelle, il vento. L'incontro con la morte è un incontro che San Francesco vuole che sia segnato dalla letizia e dalla pace. Due caratteristiche che insieme alla gratitudine sono la peculiarità, a mio parere, di una persona che è francescana, ciò che fanno di una persona un francescano. Allora queste dimensioni, la letizia, la pace, la gratitudine, sono il frutto di un lungo cammino di riconciliazione che Francesco ha vissuto, soprattutto nell'ultima parte della sua vita, della sua esistenza. Francesco, ammalato e segnato dal dolore, nell'intimo prova gioia, nell'intimo prova pace, prova gratitudine, perché è un uomo
profondamente riconciliato con gli altri, con Dio e con se stesso e anche con la realtà. E quindi canta e vuole che si canti davanti alla morte, perché vuole scegliere come vivere la morte. Vuole dare il suo senso, il suo significato a quell'evento ineluttabile. È come se dicesse, lo voglio vivere, scelgo di vivere questo fatto da uomo riconciliato. Lo voglio vivere nella pace, nella gratitudine, e attraverso il mio esempio vorrei che anche gli altri si riconciliassero con la vita e con la morte. Francesco allora vuole proprio offrire a se stesso e agli altri una via alternativa rispetto alla paura e all'angoscia, rispetto anche alla rimozione e al rifiuto, se non anche il congelamento del pensiero, dei sentimenti che si prova di fronte alla fine della vita e magari anche di fronte alla malattia. È la via della fiducia e del ritorno a quell'amore che è all'origine di tutto. Ed è una scelta da parte di Francesco, è una scelta sua di porsi davanti alla morte così. Allora mi sembra che all'origine della scelta di Padre Kolbe ci possa essere proprio questa visione francescana della vita, questa visione francescana anche della morte. Anche Fra Massimiliano sceglie come vivere la morte, vuole dare il suo senso e il suo significato a quell'evento a un certo punto inevitabile. E come San Francesco, Padre Kolbe sceglie la via della pace e della gratitudine, perché è un uomo profondamente riconciliato. Io non vorrei leggere la sua scelta come un fatto eroico, va bene? Non è un fatto eroico, possiamo anche dircelo. Pur nella sua straordinarietà, io non vorrei usare questa espressione per spiegare la sua scelta, ma vorrei leggere il suo gesto come la conseguenza della sua visione francescana, ripeto, della vita. Come è stato detto, lui in quel momento lì pronuncia questa parola: solo l'amore crea. E l'amore genera vita. E si può amare e si può portare vita in un lager. Si può amare, si può generare vita lì nel bunker della fame che deve far morire. E si può amare e si può generare vita nel lager perché si è fatto pace con se stessi, si è fatto pace anche con gli altri, con quelli che magari vengono indicati come i nemici, si è fatto pace con Dio, che si può anche accusare perché non hai evitato tutto questo. E si può amare e si può portare vita in un lager perché si è riconciliati con la realtà, anche con la realtà più drammatica, che può cambiare proprio grazie a scelte di amore e di vita. Allora credo che Padre Kolbe possa scegliere di morire al posto di quel padre di famiglia, non perché da religioso, da sacerdote deve rispondere a un dovere di Dio, deve rispondere a un suo imperativo morale che si porta dentro. Da cristiano vuoi che non faccia questo gesto eroico? Ma perché si mette nei panni di quel padre di famiglia e sente tutto il dolore e tutta l'angoscia che prova quella persona. E dice: me ne faccio carico io di questo peso, provo a farne carico io, al posto tuo. Non voglio solo starti vicino, consolarti, dirti delle parole di consolazione, ma porto io quel peso, perché io sento quello che provi e quello che stai vivendo. Ed è a partire da questo che Padre Kolbe sente che può vivere l'esperienza della morte come San Francesco, appunto, nella letizia, nella pace e nella gratitudine, che è forse il gesto più grande di resistenza che si possa fare nei confronti dell'odio e della violenza e anche della guerra. Allora a me sembra che qui ci sia il superamento di quello che è la radice poi di ogni odio, di ogni violenza, di ogni guerra, che è il superamento della dittatura dell'io, dell'ego. Nella scelta di Padre Kolbe c'è la volontà di rompere le catene dell'essere autocentrato,
è uscire da se stessi per mettersi nei panni dell'altro. E da qui allora forse parte, ecco, concludo, lo sguardo che noi potremmo anche dare al futuro, di cui parlavo appunto all'inizio, perché noi dovremmo forse far nostro questo testimone di Padre Kolbe e poterlo consegnare anche alle generazioni di oggi. Non dovremmo lasciar cadere la sua capacità di empatia, perché si tratta di questo. Quella capacità di empatia che muove poi la sua scelta e che appunto fa in modo che di farsi carico del peso dell'altro. E questo forse dovremmo anche consegnare ai giovani di oggi, perché credo che ne abbiano estremamente bisogno. Di fronte al ricordo di Padre Kolbe dovrebbero risuonare in noi forse queste parole: vai oltre te stesso, la vita è di più, tu sei di più. Non esisti solo tu, esiste anche l'altro, quello che ti sta accanto. E tu hai senso proprio perché superi te stesso per metterti nei panni dell'altro, quando appunto vai al di là di te, proprio a favore e per il bene dell'altro. Lì tu acquisti senso, forse. E penso allora che una parte della crisi dei giovani di oggi possa nascere anche dal fatto che hanno davanti a loro degli adulti che vivono spesso forse tanto in funzione di se stessi, a cominciare da chi ha in mano le sorti dei popoli oggi. Il problema di oggi dei giovani però è che sotto sotto si chiedono: ma ha senso che io viva solo per me stesso quando mi sento così anche sbagliato, quando mi vedo come la persona più brutta della terra, quando sono un casino colossale, sono un insieme di contraddizioni e anche di disperazioni? Come posso essere fatto solo per stare dietro al mio io e dentro al mio mondo? Come posso essere fatto per preoccuparmi e occuparmi solo del mio io, che è un mondo così ingarbugliato poi? È una possibile via d'uscita e non potrebbe proprio essere andare oltre me stesso e provare a mettermi nei panni dell'altro, magari anche affrontando la morte a nome dell'altro, portando il peso io della morte a nome dell'altro, però portandola da persona riconciliata, da persona che sente di poter vivere l'incontro con sorella morte nella letizia, nella pace, nella gratitudine. Anch'io ringrazio immediatamente Gianni De Luigi, perché in questi suoi progetti risulta sempre illuminante e illuminatore. Sono progetti illuminati di cui all'inizio anch'io mi stupisco, ma riconosco con riconoscenza, anch'io sono qui più per amicizia, diciamo, con umiltà che per competenza, ma questi progetti hanno sempre dato luce a qualcosa che era stato dimenticato o messo appunto sotto una riduzione. Allora anche qui, per parlare di Massimiliano Maria Kolbe, poche parole prima di quello che conta, che è questa lettura scenica che ha preparato appunto con tanta genialità. Non posso parlare di coscienza sociale, di solidarietà, di altruismo, di dignità umana in questo caso, perché farei un falso storico e qua siamo per ricordare una memoria. Io parlerò di un gesto assoluto e purissimo, qualche cosa che appunto è raro vedere, qualche cosa che, come è stato detto poco fa per Francesco, è di matrice profondamente cristiana, anzi cristiana e francescana. Quindi a suo modo anche Padre Kolbe è stato un alter Christus. Perché? Cercherò di dirlo in poche parole, ma vorrei fare una breve parentesi. Un amico ebreo, un carissimo amico, sentendo che avremmo fatto questo tipo di recital, mi ha detto sinceramente, dice: tutte le volte che nella memoria della Shoah non si fa memoria ebraica, in qualche modo si diminuisce la memoria ebraica. Allora, lui l'avrà detto con ingenuità, ma ricordo a tutti appunto che questa legge molto nobile del 20 luglio 2000 recita appunto che il 27 gennaio, data dell'abbattimento sì dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, quindi sterminio del popolo ebraico, però è dedicata alle leggi razziali,
alla persecuzione italiana dei cittadini ebrei, agli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché a tutti coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Quindi in questo senso Padre Maria Kolbe è perfettamente la memoria che noi dobbiamo ricordare, proprio perché appunto è stato non solo una vittima, ma anche, non lo è ancora, dovrebbe esserlo, un giusto di Israele, come è stato ricordato da Gianni poco fa. A lui si ricorda la salvezza di almeno 1500 ebrei, nel percorso che adesso in poche parole vi dirò. In questo senso anche il Club per l'UNESCO negli anni passati ha cercato, dopo molta testimonianza di carattere ebraico, di dedicarsi a quelle, ecco, brutto dire categorie, ma quelle persone, quelle vittime dimenticate, come i Rom e come in questo caso ad un cristiano, che appunto per noi è giusto testimoniare. Come ha detto pochi giorni fa Matteo Corradini, un bravissimo scrittore ebreo sulla memoria, dice ognuno poi fa il suo, come dire a noi ebrei lasciate la memoria ebraica, giustissimo, e agli altri che facciano appunto il percorso per gli altri dimenticati. Allora, sono state già dette parole essenziali, sarò breve, ma ricordo che Papa Paolo VI, all'atto della beatificazione nel 71, lo definì martire dell'amore. E poi all'atto della canonizzazione nell'82, Papa Giovanni Paolo II lo definì ulteriormente martire della carità. Ma bisogna ricordare che fu un uomo, al di là dell'ultimo sacrificio, veramente complesso e aperto e alla ricerca. Non a caso appunto è stato un avanguardista di quanto era la comunicazione a quel tempo. Oggi è diventato il patrono dei radioamatori, perché è stato appunto ante litteram un appassionato della comunicazione radio come comunicazione che appunto superava i confini. Ma è stato un missionario, questo è interessante anche proprio per il carattere di missione, un missionario che ha portato il suo progetto in Cina, in Giappone, in India, addirittura in Lettonia. Pensate che in India ancora oggi esiste un Kolbe Ashram, che vi fa capire come sia una forma di presenza cristiana assolutamente in dialogo e in inculturazione, come si direbbe. Quindi è veramente un personaggio complesso nella sua capacità di vedere avanti, ma allo stesso tempo nella sua profondissima fede nell'essere cristiano, quindi nel testimoniare il Cristo. E questo è il problema che vorrei trattare brevemente. Lui, appunto, ricalca questo gesto di sacrificio assoluto, come è stato detto anche da Fra Daniel. Il discorso può anche essere ridotto allo spirito francescano. Io invece evidenzio di più. Noi, per qualcuno sarà una cosa nota, assistiamo in questi anni a un movimento che ha molto colpito i cristiani cattolici alla ricerca, che è un movimento per il superamento della teologia sacrificale, cioè un movimento che si è interrogato sul perché ancora si possa pensare a un Dio che richiede un sacrificio di sangue, che ha bisogno di un prezzo. Ecco, quando ci si trova di fronte ad un gesto assoluto come quello di Massimiliano Maria Kolbe, tutti questi dubbi cadono, perché il suo gesto non è richiesto da nessuno. Nessuno avrebbe potuto obbligarlo, nessuno avrebbe potuto in qualche modo ringraziarlo per questo, ma lui si sente assolutamente coinvolto, come è stato detto, di essere l'altro, quindi darsi per l'altro. Cosa c'è di più cristiano di questo? E in questo senso c'è una profonda coscienza cristica. Ora l'amico Vito Mancuso, scusate la parentesi, impiega più di 700 pagine per mettere in dubbio l'identità tra Gesù e Cristo. D'accordo, allora anch'io mi sono chiesto, non c'è bisogno di Cristo. Umanamente, padre Maria Kolbe affronta con l'insegnamento questo sacrificio, ma poi è evidente che non lo ha fatto, se non per una forma di imitatio Christi. Lui imita Cristo, sente questa presenza, nel senso lo fa in quanto profondamente cristiano e non possiamo tradire la storia, lo fa in quanto frate francescano, forse non l'avrebbe fatto, nessuno l'ha mai fatto, inoltre nessuno è mai stato accettato con la proposta di uno scambio, nessuno, perché per la logica del lager
Anzi, tutto quello che poteva essere visto come atto di pietà veniva assolutamente negato. Quindi anche questo fatto di essere stato capace di dire io al posto dell'altro ha un che di misterioso, cioè di cristico, perché lo hanno ascoltato, perché non è stato possibile dirgli di no, come è stato detto per le sue ultime parole prima di morire. Ha detto: non avete capito, solo l'amore crea. E lui ha creato questo gesto altissimo. E quindi non c'è bisogno di dimostrare. Ci sono azioni, come nella stessa vita di Cristo si può capire, che superano la sola umanità, che hanno un ritorno per la loro cristicità, per la loro, potremmo dire, evidenza superiore. Poi io non voglio dire che tutti siamo obbligati a credere, questo è il lavoro dell'amico Mancuso, però è evidente che tutto questo, l'identità, è la conseguenza che io vedo in Kolbe in un modo così limpido. Lui fa questo in quanto Cristo, perché Cristo l'ha fatto. Molti anni fa una carissima amica, tornando da Firenze, mi disse: ho trovato questo pensiero sublime inciso in una delle colonne degli Uffizi. Se non c'è nulla per cui morire, non c'è nulla per cui vivere. Mi ci sono voluti 40 anni, perché non l'ho cercato con i sistemi che allora non esistevano, per scoprire un giorno, fortunatamente, che questo pensiero è di Martin Luther King, cioè di qualcuno che ha vissuto il suo pensiero, di qualcuno che è morto perché credeva nel suo pensiero e quindi in un sogno. Quindi capite la grandezza di questo gesto, in qualche modo mette in pace anche tanti nostri cavilli e dubbi astratti, teologicamente appunto teorici. E poi, come è stato ricordato anche da Gianni, questa profonda devozione mariana l'ha portato a costruire delle opere immense. La sua rivista, a proposito di comunicazione, Il Cavaliere dell'Immacolata, è partita con 5.000 copie per arrivare in 10 anni a 1 milione di copie. Il suo convento, la Città di Maria o proprietà dell'Immacolata letteralmente, era una sorta di città in cui vivevano ed erano accolti 1000 frati, ma non solo. È stato uno dei più grandi conventi al mondo, dove trovavano posto molti rifugiati ed ebrei che lui appunto ha nascosto. Ed è per questo che è stato imprigionato una volta, arrestato nel 1939, liberato dopo poco, ma poi, a causa di questa sua azione appunto di rifugio, di giusto, di protezione degli ebrei, è stato riarrestato, rincarcerato nel 1941 per essere poi deportato e in poco appunto morire. Ma la sua tenacia non ha permesso di morire nel bunker della fame come normalmente in pochi giorni si moriva. La fede che lo ha sostenuto, ecco un altro gesto profondamente cristico, lo ha tenuto in vita. Cioè gli aguzzini non sono riusciti ad uccidere la grandezza dello spirito, hanno dovuto fargli un'iniezione perché la sua forza non soltanto lo ha tenuto in vita al di là del cibo, e questo sappiamo anche gandianamente, conosciamo, è possibile, bisogna essere però capaci di questa potenza, di questa capacità spirituale e appunto di consapevolezza, ma era riuscito anche a dare forza e coraggio ai prigionieri che erano con lui, certamente morti prima, ma incoraggiati da questa sua fede, da questa sua tenacia. Quindi quest'opera che adesso ascolteremo è come un canto che noi abbiamo voluto ricordare. Gianni ha avuto questa genialità di recuperare, perché molto è stato scritto, è stato detto su padre Massimiliano Maria Kolbe, ma non è mai sufficiente, perché oggi, soprattutto oggi, in questa difficoltà di poter credere in qualcosa, in questo relativismo molto, appunto è stato detto anche questo, incentrato sul proprio ego, questo superamento, no? Spogliazione totale della persona verso l'altro, è l'atto più puro che si possa immaginare, è l'atto più cristico. Ecco che, appunto, in punta di piedi, anche padre Kolbe può essere francescanamente l'alter Christus che per tutti noi è stato Francesco. Grazie. Allora la lettura sarà accompagnata, grazie all'archivio nono, Luigi Nono, da questo diario polacco di Luigi Nono. Lo
lo chiamo Gigi per amicizia antica mia, la mia vecchiaia, e siccome accompagna una lettura, vi raccomando, se avete occasione, il diario polacco è un'opera che in un certo senso si compenetra con Padre Kolbe. Grazie, possiamo cominciare. Padre Kolbe, frate minore conventuale morto nel campo di concentramento di Auschwitz il 14 agosto 1941, amava definirsi missionario della penna, ma non scrisse alcun libro. Padre Kolbe aveva capito che le idee, i valori, la verità viaggiano sulle ali della comunicazione e la società ha nuovi strumenti per divulgare il pensiero. Di lui abbiamo numerosi articoli pubblicati sulle riviste da lui fondate, lettere ai superiori, ai confratelli, ad amici o persone che conosceva. Dotato di una brillante intelligenza, Padre Kolbe si appassionò allo studio della filosofia e della teologia, ma si interessava anche di scienza. La sua vita di fede fu arricchita dal suo innato dono di sottile ragionatore. Fu un uomo di solida fede. Credere, per Padre Kolbe, non significò mortificare, ma potenziare, arricchire la ragione. Alla vigilia della sua ordinazione sacerdotale, annotava nel diario: Sii uomo, sii cristiano, sii religioso Massimiliano, sii santo, sì, lo puoi, sì, lo puoi. Leggendo gli scritti di Padre Kolbe, ci si imbatte sulla lucida razionalità dell'uomo, nella solida fede del cristiano, nell'autenticità del francescano. Sostanza e luce del suo apostolato è Maria Immacolata, la Madre di Dio. Il 25 marzo 1936, festa dell'Annunciazione, Padre Kolbe scriveva una lettera alla Madre Maria. Questo nostro tempo è l'era dell'Immacolata, o come dicono altri dello Spirito Santo. Il serpente, ovvero il male, solleva la sua testa in tutto il mondo, ma l'Immacolata gliela schiaccerà. Egli, però, non cesserà di stare in agguato per porre insidie al suo piede. Padre Kolbe era persuaso che la nostra è l'era dell'Immacolata. Ne vedeva segni sicuri, come la proclamazione nel 1854 del dogma dell'Immacolata Concezione. Le apparizioni di Lourdes e prima ancora le apparizioni dell'Immacolata Caterina Labouré con la conseguente coniazione della medaglia miracolosa. L'ordine religioso, cui Padre Kolbe apparteneva, si era battuto per secoli perché fosse riconosciuto il dogma dell'Immacolata Concezione. Anche per questo egli ripeteva: Ora si apre una seconda pagina della nostra storia, una fase nuova del nostro apostolato di francescani, quella di seminare questa verità nei cuori di tutti gli uomini che vivono e vivranno fino alla fine dei tempi. Dobbiamo far accettare l'Immacolata agli uomini affinché innalzi in essi il trono del Figlio suo, li trascini a conoscere e seguire sempre più Gesù. Nasce così la milizia dell'Immacolata, con un nome che rispecchia la sensibilità di allora, ma con un ideale attuale. Padre Kolbe e l'Immacolata. San Massimiliano Kolbe ricorda che la Madonna è la persona intorno alla quale ruotano molte realtà del Vangelo. Tutta la Bibbia parla di lei, l'attende e la celebra. Il progetto della nostra salvezza è di Cristo, ma posa su Maria. Da qui il grande desiderio di Padre Kolbe di conoscere il mistero di Maria, una conoscenza intellettuale, ma ancora più mistica, soprannaturale. Sarà cosa ottima studiare la Mariologia, ma ricordiamoci sempre che
che noi conosciamo l'Immacolata più nell'umile preghiera e nella amorosa esperienza della vita quotidiana che attraverso le dotte definizioni, distinzioni e argomentazioni. L'Immacolata è una persona tanto sublime, così vicino alla Trinità, che i padri della Chiesa non esitavano a chiamarla complemento della Santissima Trinità. Non ci dobbiamo meravigliare perciò se l'intelligenza limitata dell'uomo si smarrisce allorché vuole indagare nel mistero dell'Immacolata Concezione. Padre Massimiliano non rinuncia a capire, però si mette davanti a Maria Immacolata con intelletto d'amore, anziché con l'occhio speculativo del ricercatore. Il suo atteggiamento è espresso bene da questo colloquio, intimo e mistico. Chi sei, o Signore? Chi sei, o Immacolata? Io non sono in grado di esaminare in modo adeguato ciò che significa essere creatura di Dio. Sorpassa già le mie forze il comprendere quel che vuol dire essere figlio adottivo di Dio. Ma tu, o Immacolata, chi sei? Non sei soltanto creatura, non sei soltanto figlia adottiva, ma sei Madre di Dio, vera Madre di Dio. E non è solo un'ipotesi, una probabilità, ma una certezza, di certezza totale, un dogma di fede. Sei ancora Madre di Dio? Sì, il titolo di madre non subisce mutazioni in eterno. Dio ti chiamerà Madre mia. Colui che ha stabilito il quarto comandamento ti venererà in eterno, sempre. Egli stesso, il Dio incarnato, amava chiamarsi figlio dell'uomo, ma gli uomini non lo compresero. E anche oggi, come sono poche le anime che lo comprendono e quanto imperfettamente lo comprendono. Concedimi di lodarti, o Vergine Immacolata, concedimi di lodarti col mio impegno, col mio sacrificio personale. Concedimi di vivere, lavorare, soffrire, consumarmi e morire per te, solamente per te. Concedimi di condurre a te il mondo intero. Condurre il mondo a Maria. Con quale strumento? La milizia dell'Immacolata ha come scopo l'impegno nell'opera di conversione di tutti gli uomini. La prima condizione essenziale per agire in essa è di consacrarsi totalmente all'Immacolata come strumenti nelle sue mani. L'uomo. Quando nel lager di Auschwitz si diffuse la notizia che padre Kolbe si era sostituito ad un altro prigioniero condannato al bunker della fame e della morte, furono tutti impressionati, anzi storditi. Laddove l'uomo era stato umiliato come non mai, laddove si lottava per le bucce di patata, egli riaffermava il valore dell'uomo, un valore che afferma anche laicamente. In un opuscolo pubblicato in Giappone aveva scritto: Uomo, sei veramente grande. A buon diritto ti senti superiore alle creature irragionevoli che ti circondano, alle pietre, ai fiori, agli animali. Con orgoglio tu guardi un aereo che sta planando. Ti accorgi di essere capace di riflettere su te stesso per sapere chi sei. Hai la facoltà di ragionare, hai la libertà della volontà. Sei libero, sei veramente grande. L'uomo è grande perché è libero. È grande soprattutto perché viene da Dio. Uomo, hai mai pensato da dove vieni? Tu vieni da Dio, perfezione senza limiti, sconfinata, eterna. È Lui che ti ha creato a sua immagine e somiglianza. Tu ami l'opera delle tue mani. Ugualmente Dio ama le sue creature. E sai che quanto più un'opera è perfetta, quanto più grande la somiglianza con colui che l'ha realizzata, tanto più questi l'ama. Ecco il motivo per cui l'amore dei genitori per i figli supera qualsiasi altro amore. Amare la propria opera, infatti, è pure un atto divino, è una somiglianza con Dio.
Tu vieni da Dio, Dio ti ama, sei grande. E l'uomo è grande, continua padre Massimiliano, perché la sua meta è Dio. Uomo, verso dove ti incammini nel corso della tua vita, ogni giorno, ogni ora tu fai, pensi, dici sempre qualcosa. A quale scopo? Tu speri che quella cosa ti porti un briciolo di felicità, però ti sei reso conto, allorché ti sei scelto quale scopo la felicità terrena, di esserti imbattuto sempre nella delusione. Hai trovato dei limiti e tu avresti voluto qualcosa di più e di più duraturo. Ciò significa che tu desideri la felicità, ma una felicità senza limitazioni, infinita, eterna. Questo tuo desiderio è insito nella tua natura. Resterà inappagato? No, troverai il suo appagamento in Dio, infinito ed eterno. Infine, l'uomo è grande perché Dio ha mandato sulla terra suo figlio Gesù per insegnargli la via per raggiungerlo. C'è un segno divino che conferma la dottrina autentica, il miracolo che solo Dio può operare. Quindi, se in qualche parte lo troviamo, lì abbiamo la conferma sicura che cercavamo. Ebbene, nella storia, nei libri del Nuovo Testamento, noi leggiamo che Gesù Cristo aveva promesso, per dimostrare l'autenticità della sua dottrina, che sarebbe stato crocifisso e dopo 3 giorni sarebbe risorto. Ed avvenne proprio così, tanto che i suoi discepoli non esitarono affatto a subire la morte per confermare tale verità. Ciò che egli ha insegnato dunque deve essere la verità, la via per arrivare a Dio, infinito ed eterno, alla felicità totale. Dio ci ama. Noi siamo cristiani, dice l'Apostolo Paolo, perché abbiamo scoperto che Dio ci ama. In questa scoperta, padre Kolbe si immergeva con tutto il suo essere. Scriveva: Chi ardirebbe supporre che tu, o Dio infinito ed eterno, mi hai amato da secoli, anzi, prima dei secoli. Tu infatti mi ami dal momento in cui esisti come Dio. Di conseguenza mi hai amato e mi amerai sempre. Benché io non esistessi ancora, tu mi amavi già. E appunto per il fatto che mi amavi, o buon Dio, mi hai chiamato dal nulla all'esistenza. Per me hai creato i cieli disseminati di stelle. Per me la terra, i mari, i monti, i fiumi e tante, tante cose belle che vi sono sulla terra. Ma questo non bastava per mostrarmi da vicino che mi amavi con tanta tenerezza. Sei sceso dal paradiso su questa terra infangata e piena di lacrime. Hai condotto una vita in mezzo alla povertà, alle fatiche, alle sofferenze e infine, disprezzato e deriso, hai voluto essere sospeso tra i tormenti su un turpe patibolo in mezzo a 2 canaglie. Oh Dio d'amore, mi hai redento in questo modo terribile ma generoso. Per padre Kolbe, l'amore di Gesù continua a manifestarsi mediante 3 grandi doni che ci ha lasciato: l'Eucarestia, suo corpo e sangue, l'Immacolata, sua madre, il Papa, segno visibile dell'unità e unicità della Chiesa. Gesù, tu non hai voluto che io mi dovessi nutrire unicamente dei ricordi del tuo smisurato amore. Sei rimasto su questa terra nel sacramento dell'Eucaristia. Ora vieni a me e ti unisci strettamente a me sotto forma di nutrimento. Il tuo sangue ora scorre già nel sangue mio. La tua anima, o Dio incarnato, compenetra la mia anima, le dà forza e la nutre. Il secondo grande dono di Dio è Maria Immacolata. Tu ci hai comandato di diventare bambini, se vogliamo entrare nel regno dei cieli, ma tu sai bene che un bambino ha bisogno di una madre. Per questo hai voluto donarci una madre, la personificazione della tua bontà e del tuo amore infinito. Inoltre hai stabilito di costituirla dispensatrice e mediatrice di tutte le tue grazie. Tu non le rifiuti nulla, ma neppure lei è capace di rifiutare alcunché
a nessuno. Il terzo grande dono è la Chiesa e in essa il Papa. Questo suo convincimento non compromise una sensibilità ecumenica che accompagnò padre Kolbe nel suo apostolato. In Giappone, ad esempio, i suoi primi collaboratori non erano cristiani. Padre Kolbe, tuttavia, aveva le idee chiare sulla verità della Chiesa, sulle funzioni del vicario di Cristo e sulla causa delle divisioni tra i cristiani. L'amore, la grande novità, la buona novella che il cristianesimo ha introdotto nella storia, è l'amore. È una novità così inattesa che l'umanità stenta ancora a crederci, sebbene siano passati già 2000 anni. I gesti eroici dei santi, come quello compiuto da padre Kolbe, ravvivano questo messaggio. L'odio divide, separa e distrugge, mentre al contrario l'amore unisce, dà pace, edifica. Nulla di strano, quindi, che solo l'amore riesca a rendere sempre gli uomini perfetti. Solamente quella religione che insegna l'amore di Dio e del prossimo può perfezionare gli uomini. La religione di Gesù Cristo è realmente questa religione dell'amore perfetto. L'essenza dell'amore scambievole non consiste nel fatto che nessuno ci rechi dispiaceri, il che è impossibile vivendo insieme con altre persone, ma che impariamo a perdonarci l'un l'altro in un modo sempre più perfetto, immediatamente e completamente. Allora reciteremo con grande fiducia l'invocazione contenuta nel Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sarebbe un vero guaio se non avessimo nulla o ben poco da perdonare agli altri. Il sacrificio di Gesù sulla croce, quando invoca suo Padre di non abbandonarlo, è il vertice dell'amore. Senza sacrificio non c'è amore. Il peccato. L'uomo è grande perché è libero, ripeteva San Massimiliano, ma la libertà ci fa simili a Dio e può essere anche uno strumento per allontanarci da Lui. Il peccato non è altro che un abuso della libertà donataci. Spesso qualcuno mi chiede: secondo lei chi di noi andrà in paradiso? E io gli rispondo: solamente chi lo vorrà. Io credo che camminino verso la dannazione eterna solamente quanti vogliono andarci. Penso sia necessario sopportare più amarezza e delusioni e solitudini per andare all'inferno che per meritarsi il paradiso. Pensiamoci bene. Non credete che ciascuno di noi, in base alla propria scelta, abbia già in questo mondo un assaggio del paradiso o dell'inferno? A più riprese padre Kolbe mette in guardia quanti credono che sia sufficiente decidere una volta per tutte, invece di dover usare ogni giorno la libertà di scegliere da che parte stare. Ho conosciuto giovani che amavano a suo modo l'Immacolata, ma poi hanno imboccato un'altra strada. Cosa è avvenuto dunque? Noi possediamo il libero arbitrio. Né Dio né l'Immacolata vogliono forzare e limitare la nostra volontà. Dunque, se noi vogliamo, possiamo abbandonare Dio ad ogni istante, possiamo perderci per sempre. È una tremenda verità. I mass media. Padre Kolbe era convinto che per portare la buona novella, per parlare di Dio e dell'Immacolata, si dovessero usare tutti i mezzi forniti dalla tecnica. Concentrò dunque il suo lavoro sui mass media. Fondò giornali in Polonia e in Giappone. Aprì una radio. In Giappone si qualificò missionario della penna. Un missionario della penna non calcola i propri risultati dalla quantità di battesimi amministrati. Ci tiene invece ad essere un educatore delle masse, a formare l'opinione pubblica, ad attenuare l'avversione nei confronti del cattolicesimo, a chiarire e lentamente rimuovere dalle menti prevenzioni e obiezioni inveterate. Il nostro compito di missionari della penna è di predisporre ad una graduale lealtà nei confronti della Chiesa
e col tempo ad una certa simpatia, alla fiducia, infine al desiderio di conoscere più a fondo la religione. È una strada lunga, tuttavia un missionario di questo tipo sa di non condurre solamente le singole persone, ma le masse. Le sue idee sono ancora un manifesto sul rapporto tra i cristiani e i mezzi di comunicazione sociale. Credo che in ogni nazione debba sorgere una Niepokalanov, una città dell'Immacolata, nella quale e attraverso la quale l'Immacolata possa operare con tutti i mezzi, compresi quelli più moderni. Io sono convinto che le invenzioni, le nuove tecnologie debbono servire prima a lei e poi per il commercio, l'industria e lo sport. Perciò, per illuminare le menti e per infiammare i cuori, ogni cristiano deve saper usare la stampa, le trasmissioni radio e i film, e in genere tutto ciò che in qualsiasi tempo si potrà ancora scoprire. Mi sembra indispensabile che i cristiani, e in particolare quanti lavorano con la penna, con il microfono, con la macchina da presa, si spargano fuori dal proprio recinto e viaggino, si avvicinino personalmente alle anime e al loro ritorno conoscano meglio che cosa e come si debba scrivere in quel preciso momento, per quel dato paese e per quella data regione. Il suo apostolato cresce, diventa sempre più grande e incisivo e lo rende una delle persone più influenti in Polonia. Quando scoppia il secondo conflitto mondiale, padre Kolbe viene riconosciuto dalle SS come uno dei capi intellettuali che avevano un forte ascendente sul popolo. Per questo doveva essere eliminato. Il popolo doveva rimanere senza alcun riferimento intellettuale. Ecco perché a un certo punto viene preso di mira dalle autorità. Quando scoppia la seconda guerra mondiale, nella cittadella dell'Immacolata, vivono circa 300 persone. Tutti se ne andranno, rimarrà solo uno sparuto numero tra le 30 e le 40 persone. Prima della guerra, invece, erano più di 700-800 i frati presenti. Padre Massimiliano rimane per cercare di dare aiuto a coloro che vivono sotto i bombardamenti, collaborando anche con la Croce Rossa. Aveva trasformato la cittadella dell'Immacolata in una sorta di fortino della carità. Ma arrivano le SS. A un certo punto requisirono tutto, cacciarono tutti e padre Kolbe con i suoi confratelli vennero arrestati. Era il 1939, quando per la prima volta vengono deportati. Dopo alcuni mesi di prigionia, padre Kolbe e i suoi confratelli vengono rilasciati. Massimiliano continua il suo apostolato, riesce a ottenere il permesso di stampare il suo giornale con una tiratura di 120.000 copie. Può fare solo questo, ma è già molto. Tuttavia, proprio questo suo impegno lo mette nuovamente in pericolo. Anche i confratelli lo avvertono, gli dicono di stare attento perché sicuramente lo stanno cercando per eliminarlo. E così accade. È il 17 febbraio 1941. Padre Massimiliano viene arrestato per la seconda volta, insieme ad altri 4 confratelli. Da febbraio a maggio vivono questa nuova prigionia, poi vengono trasferiti nel campo di concentramento ed è proprio lì che padre Kolbe riceve questo numero, 16670. Massimiliano è ormai molto malato, eppure tenta di dare coraggio agli altri, di farli pregare. Chi lo incontra nel campo di concentramento lo sente ripetere continuamente: bisogna avere speranza, mettetevi nelle mani dell'Immacolata, fidatevi del Signore. Incoraggiava i prigionieri più provati, soprattutto quelli che avevano più paura, e correva a dare conforto ai moribondi. Poi accadde un fatto terribile. Tra il 28 luglio e il 1 agosto, il comandante del campo ordina una rappresaglia. Uno dei detenuti mandati a lavorare è riuscito a sfuggire al controllo delle guardie. Avevano tentato in tutti i modi di riprenderlo, ma senza riuscirci. La legge del campo di concentramento era inesorabile. Quando uno fuggiva, 10 dovevano morire. Poiché il prigioniero non era stato catturato,
il comandante del campo si reca al blocco 14, dove si trova anche padre Massimiliano Kolbe, e sceglie a caso 10 detenuti. Tra questi c'è un uomo di nome Francesco. Quando sente pronunciare il suo nome e capisce di essere condannato a morte, scoppia in pianto. Disperato, comincia a gridare che ha moglie e figli e non vuole morire. Accadde allora qualcosa di straordinario. Padre Kolbe fa un passo avanti. Viene subito picchiato perché uscire dalla fila non era consentito. Gli chiedono chi sia. Sono un sacerdote cattolico e vorrei prendere il posto di questo prigioniero. Gli domandano perché voglia farlo. Io non ho famiglia, lui invece ha moglie e figli. Posso morire io al posto suo. In realtà, davanti a un gesto di simile insubordinazione, le guardie avrebbero potuto uccidere sia lui sia l'altro prigioniero. Invece accade l'impensabile. Acconsentono allo scambio. Francesco viene liberato. Massimiliano viene rinchiuso nel famigerato blocco 11, insieme agli altri condannati, senza cibo né acqua, fino alla morte. Uno dei sopravvissuti racconterà che, quando seppe che un uomo si era offerto di morire al posto di un altro, gli sembrava di sognare. Non riusciva a crederci. Qualcuno aveva deciso di morire volontariamente. Ed era padre Kolbe. I testimoni raccontano che i nazisti pensavano di fargli uno spregio. In realtà avevano realizzato il sogno di tutta la sua vita, offrire se stesso come Gesù offre se stesso per un amico, dare tutto per il Vangelo. Ecco chi era questo grande santo. Fu uno dei pochi a resistere a lungo alla tortura della fame e della sete, ma non doveva sopravvivere. Per questo gli praticarono un'iniezione letale. Da cristiani potremmo porci la stessa domanda che ci poniamo davanti a Gesù in croce. Perché il Padre non interviene? Perché permette che il Figlio soffra? Citando Guareschi in Don Camillo e Peppone, certa gente non muore, nemmeno se lo ammazzi. Uno così non muore. Possono anche provare ad ammazzarlo, ma una vita così, una testimonianza così, resta. Lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. Vergine Immacolata, accoglimi, ma prima dammi ancora vita e forza, perché altri possano vivere. Allontana da me l'odio in quest'ultimo tempo terrestre. Fin da bambino mi hai preso per mano e io sono tuo. Ho camminato 47 anni e ora sto per vederti. Questa notte che non avrà mattino è la mia confessione. Non c'è sacerdote, sei tu la mia assoluzione. Rivedo la casa di Pabianice, il telaio nella stanza grande, la spola che corre, mia madre, mio padre, i fratelli, Francesco, il maggiore, Giuseppe, l'ultimo arrivato, tutti sulla via francescana. Da bambino ti vidi sull'altarino dietro la tenda e da allora ho portato la corona bianca aspettando quella rossa del martirio. Fui ostinato, madre. Pensai alle armi degli uomini, alla disciplina, alla patria da difendere. Credevo che la libertà si conquistasse così. Tu mi insegnasti che più forti sono le armi di Cristo, che più potente di ogni esercito è la fedeltà a te. La mia uniforme divenne la tonaca del francescano. Il 4 settembre 1910 entrai nella tua milizia. Vennero la malattia, la povertà, il lavoro senza misura. Il Cavaliere dell'Immacolata, Niepo Calano, il Giappone, Nagasaki, baracche sottili, vento, neve. Sulle coperte eravamo poveri ma liberi. Anche i pagani capivano. Tornai in Polonia stanco, con i polmoni scavati e il cuore pieno.
Poi vennero loro, il nazismo, la violenza organizzata, l'odio fatto legge, arresti, umiliazioni, numeri al posto dei nomi, il campo, il filo spinato, la fame che entra nelle ossa. Qui l'uomo è ridotto a cosa e la morte è amministrata come un lavoro. Un uomo gridò, non gridava forte, era un lamento corto, spezzato, diceva il nome dei figli, come si dice una cosa imparata da bambino. Le guardie aspettavano in silenzio, era più duro delle urla. Io guardai quell'uomo, non lo conoscevo, ma conoscevo quella voce. Il mio corpo si mosse prima del pensiero, un passo avanti, poi un altro. Nessuna parola grande, solo questo. Prendete me. Non c'era tempo per spiegare, non c'era bisogno. La fila si richiuse dietro di me. In quel momento seppi che non stavo perdendo la vita, la stavo consegnando. Fummo in 10, chiusi nella baracca della morte, la baracca 10. Niente acqua, niente cibo. Giorni e notti senza misura, i corpi si spegnevano uno ad uno, le voci si seccavano, restavano gli occhi, pregavo, sostenevo, assolvevo nel tuo nome, oh Dio. Cercavo di togliere la disperazione dagli altri mentre la sete bruciava la bocca e il buio divorava tutto. Ora sono qui, in questo buio chiuso. Sento gemere uomini come bambini. Invocano le madri, io pure. Tu sei tutte le madri, tu ascolti anche quando la voce non esce più. Se un uomo può vivere al posto mio, prendi me. Se questa morte può essere vita per un altro, sia fatta la tua volontà. Ho dato il lavoro, la mente, la voce. Ora ti consegno il corpo consumato, la vita. Toglimi da questo buio, madre. È tanto che aspetto. I miei occhi cercano la luce. Non resta più nulla da fare. Tutto è compiuto. Madre Immacolata. Mamma. Grazie, grazie.